could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know how you feel. I want a love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck you. I just wanna fuck you. Benvenuti a tutti voi. Allora, diamo un benvenuto a chi ci sta seguendo in diretta da casa, ma diamo soprattutto un benvenuto ai tanti ospiti che oggi abbiamo il piacere di avere nel nostro studio, perché oggi ci prendiamo un po' di tempo per noi, per raccontarvi qualche interessante novità. Qualcuna probabilmente che ci segue ha avuto già modo di vederla. Abbiamo intitolato questo appuntamento Stiamo cambiando, proprio perché vogliamo parlarvi, e lo faremo naturalmente a modo nostro, di come abbiamo raccolto la sfida sicuramente ambiziosa non solo di raccontare il nostro territorio e i suoi protagonisti, ma in qualche maniera anche di accompagnarne l'evoluzione. Che cosa succederà oggi? Vi presenteremo quelle che sono le novità, ma anche le conferme del palinsesto di Telefriuli, e poi ci sarà uno spazio dedicato al restyling del settimanale Il Friuli. Vi annunceremo anche alcune delle iniziative che metteremo in campo per celebrare un compleanno importante, i 170 anni della testata Il Friuli. Vi ho parlato di noi, del gruppo Media Friuli, magari non tutti sanno ancora che cos'è il gruppo Media Friuli. Allora pregherei la regia di mandare in onda subito il primo filmato che vi racconta che cos'è Media Friuli. Carta, televisione e web. La sinergia e l'integrazione tra questi diversi settori dell'editoria sono la peculiarità di Media Friuli, progetto multimediale innovativo e unico nel suo genere nel panorama regionale e non solo. L'emittente televisiva Telefriuli, che quest'anno festeggia 40 anni di attività, si conferma anche nel 2018 stabilmente prima TV privata del Friuli Venezia Giulia, in base ai dati certificati Auditel. Sono quasi 100 le ore di produzioni televisive a settimana, molte delle quali in diretta. La quasi totalità dei programmi proposti è autoprodotta. L'ambito carta comprende il settimanale Il Friuli e i magazine di settore business dedicato all'economia, green focalizzato su agricoltura, agroalimentare e ambiente, e l'ultimo nato Lifestyle incentrato su moda, benessere e viaggi. Il Friuli.it è il quotidiano online di informazione con news aggiornate 24 ore su 24, attualità, economia, cronaca, politica, sport, cultura e appuntamenti. Udinese Blog è il quotidiano online dedicato all'Udinese e al mondo del calcio. Completa il panorama la concessionaria unica per la pubblicità su tutte le testate del gruppo Media Friuli, Euronews, in grado di proporre soluzioni di comunicazione integrate a misura del cliente. Questa è dunque Media Friuli. Avremo modo di scendere nel dettaglio di tutta l'offerta, di tutta la proposta del gruppo. Iniziamo subito parlando di Telefriuli. Avete sentito quante sono le ore di produzione e sono moltissime anche le ore di diretta. La prima diretta inizia alle 7 del mattino, appunto con la trasmissione Ore 7, ma è anticipata questa diretta da due appuntamenti che sono divenuti ormai tradizione per molti. Un saluto è quello degli amici di Chiandetti Editore con la rubrica Un nuovo giorno, e poi ogni giorno vi regaliamo una pillola di saggezza, un pinsir par voi di Monsignor Arizieri Dettina, che è il parroco di Nimis, e poi avanti per tutto il giorno fino alla tarda serata per tenervi compagnia, per raccontarvi di questo territorio. Andiamo allora adesso a vedere una prima presentazione di Telefriuli, dove vi raccontiamo appunto di alcune novità e di alcune conferme.
Costruire un filo diretto con i telespettatori e rafforzare il dialogo con il pubblico, che per l'emittente è da sempre ragione di vita. Ha debuttato lunedì 17 settembre la stagione 2018-2019 di Telefriuli, che tra novità e conferme si propone un ambizioso obiettivo. La TV vuole essere voce del territorio ed insieme impulso al miglioramento del contesto nel quale opera da oltre 40 anni. Ecco allora che Telefriuli si prepara a vivere l'autunno forte di una squadra potenziata nei numeri e nella qualità. L'emittente di Tavagnacco punterà ancora di più sull'informazione e l'approfondimento, Con nuovi spazi in diretta e più occasioni per voi telespettatori per condividere le vostre opinioni. Altra bandiera di Telefriuli resta lo sport, senza dimenticare l'intrattenimento e poi le previsioni del tempo, i viaggi alla scoperta del territorio, i motori, la cultura e gli spettacoli. L'informazione resta l'asse portante di Telefriuli. Confermati gli appuntamenti con la rassegna stampa di ore 7, le edizioni del telegiornale regionale delle 19 e quella delle 20:45 dedicata al Friuli occidentale, la novità è la lunga diretta meridiana che accompagna il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 12:30 alle 13:30. Si comincia con il TG per proseguire alle 12:45 con A voi la linea, programma di approfondimento sui fatti del giorno, con ospiti in studio, collegamenti live dal territorio e la possibilità per i telespettatori di intervenire e commentare le notizie in real time. Alle 13:15 il lunedì e il venerdì è in programma la rubrica Il Punto di Enzo Cataruzzi, mentre dal martedì al giovedì ritorna l'appuntamento con Family, spazio dedicato ai temi della salute, del benessere e della casa. Definito il nuovo calendario del prime time di Telefriuli, le trasmissioni serali prendono il via ogni giorno alle 21. Il lunedì spazio a bianco-nero per l'analisi delle partite disputate dall'Udinese. In studio con Francesca Spangaro discutono delle performance della squadra Massimo Giacomini, Bruno Pizzul, Paolo Matrecano, Monica Tosolini e Andrea Ioime. Il martedì, serata dedicata alle tradizioni del territorio con Lo Scrigno condotto da Daniele Paroni. Il mercoledì va in scena l'attualità, dalla politica al sociale, con Elettroshock. Friuli Economy, programma di Massimo Deliva, va in onda il giovedì, mentre si sposta al venerdì il quiz di Telefriuli Lo Sapevo, con Alexis Sabot. Da sabato 13 parte la nuova edizione di The Best Sandwich, contest del panino. Anche quest'anno noi ci siamo, per voi. Questo era il nostro modo di raccontarvi Telefriuli. Allora approfitto dell'occasione per ringraziare non solo tutta la squadra di giornalisti, di tecnici, di amministrativi che quotidianamente opera qui, ma anche i tantissimi collaboratori che ci danno una grandissima mano quotidianamente per portare avanti il nostro lavoro. Molti di loro sono riusciti ad essere presenti oggi e quindi li ringrazio davvero di cuore per quello che fanno. Non ci sono tantissime occasioni per ritrovarci tutti quanti insieme, le trasmissioni hanno orari diversi, i turni sono diversi, per cui è davvero un piacere essere riusciti a riunire tanti di noi in studio quest'oggi. Si parlava nel servizio che avete visto di una squadra che è stata rafforzata, e allora conoscete tantissimi dei volti noti di Telefriuli, avete imparato a conoscerle in questi anni, ci sono persone che lavorano qui da moltissimo tempo, ci sono anche tantissimi giovani che sono entrati in questi studi e che qui speriamo insomma cresceranno. Mi soffermo solo su quelle che sono davvero le ultime novità e allora spendo due parole sulle new entry per quanto riguarda appunto la redazione. Paola Treppo, giornalista specializzata nella cronaca nera, grande conoscitrice del territorio. Altro nuovo acquisto è Davide Vicedomini. Proprio nei giorni scorsi ha esordito con la sua nuova trasmissione, si chiama Screenshot, va in onda il giovedì dalle 19:45 alle 20:15, anche questa rigorosamente in diretta.
Screenshot, la chiappa notizie, una rubrica di approfondimento che è stata pensata proprio per catturare l'immagine che insomma va poi, ci aiuta ad approfondire il fatto del giorno, il fatto della settimana, ed è poi entrato in squadra con noi e ne siamo molto felici anche il giornalista Alfonso Di Leva, già redattore capo dell'agenzia ANSA, è stato responsabile tra le altre anche della sede di Trieste, oltre ad aver collaborato con tante prestigiose testate nazionali. Ha esordito con noi con la rubrica Meta Tag, oltre le notizie. Il suo sguardo attento sulla regione ci aiuta a parlare di economia, di politica, di società. La rubrica Meta Tag è ormai diventata un appuntamento del nostro telegiornale serale delle 19. E adesso, con l'aiuto della regia, vi facciamo assistere, mostrandovene un po' alcune immagini, a quella che è la nostra riunione mattutina di redazione, dove inizia il nostro lavoro quotidiano. Attorno ad un tavolo, in quella che abbiamo chiamata newsroom, si riuniscono tutti i giornalisti del gruppo Media Friuli e qui insieme ci si confronta su come affrontare la giornata, su che cosa concentrare l'attenzione e poi capita spesso che gli sviluppi nel corso della giornata ci portino a rivedere completamente l'impianto, ma questo è il nostro mestiere. È proprio attorno al tavolo che state vedendo che nascono le idee, che si trasformano poi in servizi per il telegiornale, in inchieste per il settimanale, in contributi per le nostre trasmissioni, in contributi naturalmente anche per il web. E a proposito di web, arriviamo ad aprire anche questo importantissimo capitolo. Direttrice del web è Silvia De Michelis, multimediale e multitasking, probabilmente come solo una donna sa essere, però io sono di parte in questo senso. Andiamo a vedere tra pochissimo, ecco lo stiamo già vedendo, ma ripartiamo dall'inizio, lanciamo questo contributo che ci racconta come è strutturato all'interno del gruppo Media Friuli il web. Sempre più persone, soprattutto fra i più giovani, ma non solo, scelgono la rete per informarsi. Ma non tutto quello che si legge online corrisponde al vero. Nell'epoca delle fake news è importante garantire velocità, ma anche affidabilità e accuratezza, verificando le fonti e le notizie. Questa è la nostra mission: raccontare il territorio offrendo un'informazione di qualità a portata di smartphone. Sul friuli.it trovate cronaca, economia e politica, ma anche cultura, spettacoli, sport, appuntamenti e curiosità per essere informati in tempo reale, 24 ore su 24, su quanto accade sul nostro territorio. Udinese Blog è il portale di riferimento per tutti gli appassionati dell'Udinese. Dirette delle partite, allenamenti, mercato e tutte le informazioni utili per seguire la passione bianconera anche lontano dallo Stadio Friuli. Anche Telefriuli è sul web per essere informati sul palinsesto, rivedere tutte le trasmissioni e le varie edizioni del telegiornale, senza dimenticare le previsioni meteo aggiornate ogni mattina. 3 portali giovani e dinamici, con numeri in costante crescita. Ogni mese sono oltre 3 milioni le pagine visualizzate da 350.000 utenti, che scelgono i nostri siti per essere informati su quanto succede vicino a loro. Non manca poi la parte social. Il Friuli, Udinese Blog e Telefriuli sono anche su Facebook. Il gruppo Media Friuli sta sicuramente investendo molto sul web e sicuramente l'online ci piace, così come ci piace anche tanto il profumo della carta stampata e il contatto diretto con le persone. Il venerdì, che è il giorno di uscita del settimanale Il Friuli, la nostra Marta Rizzi parte alla scoperta delle edicole del Friuli per discutere notizie e inchieste con i cittadini che incontra sul territorio.
Ben ritrovati a Edicola Friuli. Cos'è Edicola Friuli? È l'appuntamento che ogni venerdì qui su Telefriuli vi porta alla scoperta delle edicole della nostra regione. Viaggiamo sul territorio insieme a Tiziano Campigotto e ci spostiamo per conoscere queste realtà aperte 7 giorni su 7 che a volte sono attività ereditate dai nonni, quindi attività di famiglia, altre volte sono attività nuove, completamente nuove, gestite da giovani e coraggiosi imprenditori. Sono gli edicolanti che quotidianamente vi offrono tutto un parterre di informazione e naturalmente anche il settimanale del Friuli è tra i giornali che si trovano nelle edicole. Dopo aver presentato quindi le inchieste e i contenuti del settimanale ci spostiamo e andiamo sul territorio e all'interno di Edicola Friuli c'è spazio anche per voi e le vostre opinioni, perché potete commentare insieme a noi le inchieste e gli argomenti trattati dal settimanale. L'appuntamento è ogni venerdì alle 18:40 qui su Telefriuli. Noi vi aspettiamo, venite con noi. E allora questa era una prima carrellata sulla proposta del gruppo Media Friuli, c'è ancora tantissimo da raccontare. Invito al mio fianco l'assessore regionale al patrimonio e alle finanze Barbara Zilli, che abbiamo il piacere di avere ospiti in studio. Grazie, buongiorno. buongiorno a tutti. E grazie moltissimo per questa presenza che per noi è chiaramente molto importante. No, grazie a voi per l'invito, sono molto emozionata perché è un'occasione importante, credo, per celebrare l'attaccamento di tutti noi a Telefriuli e farvi l'in bocca al lupo per questo nuovo palinsesto. Ecco, la nostra è una sfida, l'abbiamo detta, ambiziosa, mettere insieme diversi settori dell'editoria, carta, TV e anche il web, ma insomma se non ci fossero queste sfide probabilmente non ci sarebbe alcuna evoluzione. No, infatti oggi è cambiato il modo di comunicare, l'abbiamo sentito anche dai contributi che sono passati adesso e quindi la sfida vera della comunicazione corretta è quella che state affrontando voi, quella di non abbandonare nessun tipo di mezzo di comunicazione è importantissimo perché dai giovani agli anziani voi riuscite a intercettare così il maggior numero di persone. Oggi sono qui in rappresentanza anche della Giunta, oltre che come amica di Telefriuli, e vi porto il saluto del Presidente Fedriga che è sempre vicino ovviamente alle emittenti come Telefriuli che fanno della comunicazione seria il loro motore principale di azione. Noi lo diciamo sempre, ci sono davvero tantissime cose da raccontare di questo territorio, sembra impossibile riuscire a raccontare tutti, però insomma il nostro impegno è quello di arrivare magari anche laddove altri non arrivano. Il punto di partenza è proprio questo, la ricchezza del territorio che in qualche maniera ci fornisce su un piatto d'argento anche le cose da raccontare. Sì, è un territorio molto vasto, Alessandra, molto particolare che come sappiamo va dalle montagne al mare con un grande attaccamento da parte dei cittadini friulani al proprio municipio, al proprio campanile, alle proprie tradizioni, al loro modo di parlare, di essere, di vivere. Quindi il vostro impegno è effettivamente premiato, io credo, dai cittadini di questa regione perché chi si sintonizza su Telefriuli si trova a casa quando arriva la sera oppure la mattina, sente una parte di sé dall'altra parte dello schermo. Grazie allora, grazie davvero all'assessore regionale Barbara Zilli, grazie per essere stata con noi e per averci portato questo saluto. Noi ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità, tra poco. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. Stiamo cambiando, è il titolo di questa diretta che abbiamo organizzato per raccontarvi alcune novità che riguardano il gruppo Media Friuli. Di diversi aspetti abbiamo trattato nella prima parte, abbiamo sicuramente parlato dell'informazione e un altro asse portante della programmazione di questa emittente è sicuramente lo sport. Che cosa abbiamo fatto per raccontarvi delle trasmissioni di Telefriuli? Abbiamo chiesto ai vari colleghi di realizzare delle piccole clip che raccontassero secondo loro le rispettive trasmissioni. Non le abbiamo viste tra di noi proprio perché ci piaceva fosse un po' la sorpresa, quindi quelli che andrete a vedere sono dei video che raccontano direttamente con lo sguardo e la prospettiva dei protagonisti le trasmissioni di Telefriuli. Non c'è domenica che sia domenica senza Poltronissima e allora partiamo proprio da qui. Poltronissima, la storica trasmissione di Telefriuli negli anni ha cambiato il suo look, senza perdere mai il suo istinto, raccontare le sorti dell'Udinese.
Ben ritrovate Poltronissima. Ecco, questa è Poltronissima, si fa presto a dire domenica perché lo sappiamo, insomma ormai il campionato occupa diverse giornate, ma Poltronissima è la trasmissione che ci porta a seguire dal pre-partita fino alla fine della gara quelle che sono appunto le partite dell'Udinese, e per il dopo partita c'è replay. Ogni domenica alle ore 20:55 appuntamento con replay, approfondimenti, dibattiti, temi, interviste sulle partite dell'Udinese nel massimo torneo calcistico e della GSA nel campionato di basket di Serie 2. Non perdete l'appuntamento con replay ogni domenica sera alle ore 20:55. A risentirci. E fatte tutte le analisi a caldo delle performance dell'Udinese, arriva poi il lunedì il momento del commento e dell'analisi a freddo con Bianconero. Mancano pochissimi minuti alle 21 e il lunedì sera alle 21 su Telefriuli è Bianconero. Ci vuole un pizzico di fantasia, quella che ha il nostro numero 10 Andrea Joime. Prontissimo. Sicuro? Via. Andiamo allora verso la regia. Non può mancare un centravanti di sfondamento, il nostro vero nome Paolo Matrecano. Ciao Paolo. Jessica sta microfonando la nostra certezza, sempre aggiornatissima, con Udinese Blog, Monica Tosolini, quasi pronta. In regia, vediamo se sono pronti. Fabio Di Bernardo, che ha lavorato tutto il pomeriggio sulle schermate e le clip, il nostro regista Francesco Snidero, e poi abbiamo Marco Pasquariello ai messaggi. Ma il mister e la voce Massimo Giacomini e Bruno Pizzul. Allora andiamo con la sigla, li raggiungo. Vai. Ma la domenica di Telefriuli non è solo udinese, perché noi abbiamo un'altra passione, quella dei dilettanti a tutto campo. A tutto campo racconta il mondo del calcio dilettanti, il lavoro delle società, la passione dei suoi dirigenti. Il calcio dilettanti è una passione, ci passano tutte le settimane a lavorare per la domenica, si gioisce, si soffre, è le bielle di morire e vonde. Ogni domenica risultati, immagini e commenti. Ogni lunedì le sintesi. Dalla Serie D alla terza categoria, con una media di 15 partite a settimana. Da anni raccogliamo oltre 500 partite e mostriamo più di 1000 gol a stagione, potendo vantare un progetto unico. È un qualche cosa che non c'è nel panorama. Io vengo dalla regione del Veneto, c'è qualche cosa di simile, ma non è paragonabile a questo onestamente. Quando arbitravo io sono andato via dall'eccellenza nel 2004, queste opportunità non c'erano, quindi sono contentissimo che chi gioca e arbitra adesso abbia l'opportunità di avere un po' di trasmissione e di evento a disposizione. Il giovedì Gabriele Magrini con la sua partita ci porta a scoprire anche il terzo tempo col sorriso. Mi raccomando, bevi responsabilmente. Vuota. No. Vuota, quindi? Paga un giro. Io? Tu. Ma come io? Tu. Legame col territorio, passione e competenza. Questo è A Tutto Campo. A Tutto Campo c'è tutto l'anno fai. E non ci fermiamo certamente al mondo del calcio. Ogni settimana apriamo una finestra sul mondo dell'atletica con la rubrica Start. Il nostro Renato Bonin fa una carrellata sugli appuntamenti principali mostrandoci immagini e anche interviste. L'appuntamento è il martedì alle ore 23. Ma non finisce qui, perché altro appuntamento è quello di Camminando per il nostro Friuli, una rubrica settimanale che viene proposta in collaborazione con la FIASP di Udine con il prezioso supporto di Umberto Brini. Senza dimenticare naturalmente i motori, anzi più che motori direi F-motori.
Nella nuova stagione di Telefriuli non mancheranno i motori. F Motori vi aspetta ogni giovedì alle 20:15, nuovo orario con la replica al martedì alle 22:30. Come sempre notizie, ospiti, tecniche, immagini, videoclip per le 2 e le 4 ruote protagoniste nella nostra regione e non solo. Perciò vi aspetto a F Motori, perché ricordate, F Motori mette in moto la tua passione. F Motori, appuntamento il giovedì alle 20:15. Stavate pensando anche voi che belle giornate che ci sono in questi giorni, che clima piacevole. Molti di noi qui dentro si interrogano, ma quanto durerà ancora questa situazione? Ebbene, a Telefriuli l'unico titolato per dare una risposta a questa domanda è il nostro Marco Virgilio. Vieni Marco, buongiorno. Buongiorno. Io dico, insomma, è già iniziato il weekend, ci puoi dare qualche informazione utile su quello che succederà? Sì, si può dare, anche perché la costanza di questo cielo sereno ce la porteremo avanti ancora per un po' di tempo. Credo che anche la prossima settimana sarà così. Molti dicono che è bello, però insomma c'è qualcosa di un po' strano in questo andamento. A Natale cambierà? Chissà a Natale se cambierà. Vedremo. Andiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Sì, abbiamo anche due cartine, come facciamo a ore 7, eccola qua, guardate la situazione con l'alta pressione che coinvolge l'Italia, molto meno il sud, dove c'è una depressione che anzi, attenzione, in Sicilia, ore di allarme per le prossime ore, da noi invece alta pressione, bel tempo, vediamo subito come oggi, naturalmente vediamo la prossima cartina, oggi una giornata cielo sereno, l'abbiamo visto, ma continuerà anche così, con un po' di bora moderata sul Golfo di Trieste, e domani anche il giorno della Barcolana, per cui andiamo a vedere domani, vedete questo vento debole da est, Borino, quindi sono condizioni però ideali, col cielo completamente sereno e temperature sempre alte tra i 24 e i 26 gradi, quindi fa veramente caldo. Se qualcuno vuole andare proprio in là ci sono gli spaghetti, tu sai, no? Che facciamo gli spaghetti, gli adorati spaghetti. Gli scenari di lungo termine, guardate un po'. Questo è il grafico della temperatura a 1500 metri e vediamo questi scenari molto vicini, quando li vedete così uniti vuol dire che la tendibilità è buona, la temperatura se ne sta sopra la media per parecchi giorni, non pioverà almeno fino a 19-20, forse chissà anche per più giorni, c'è il rischio che arriviamo anche a 25 con queste condizioni. Chiudiamo col nostro riepilogo come facciamo tutte le mattine e tutte le sere, poco nuvoloso, sereno, qualche velatura, qualche nebbia nelle valli, la quota dello zero termico sempre oltre i 3000 metri o prossima e temperature alte, 25-26 gradi. Verrebbe voglia di andare in vacanza, le cimici rimangono. Le cimici rimangono, anche con le le cimici continueremo a fare i conti ancora a lungo. Tempo sicuramente di vacanza. Dovete sapere che quando Marco Virgilio si concede il lusso di andare in vacanza, nonostante la nostra contrarietà, piovono telefonate dei telespettatori che non sanno più come organizzare il loro weekend, che non sanno più se devono andare al mare oppure no. Quindi, il consiglio è andate anche se piove. Il consiglio è magari non andare in vacanza anche, chi lo sa. Andare in vacanza. Ecco, ma Marco Virgilio non cura solo l'appuntamento quotidiano, anzi più appuntamenti quotidiani con le previsioni del tempo, ma conduce anche Meteo Weekend. Vuoi raccontarci qualcosa mentre vediamo queste bellissime immagini? Sì, certo, Meteo Weekend, l'occasione proprio è buona perché è il 10° anno della trasmissione così com'è strutturata adesso, anche più o meno con questa durata, ed è una trasmissione che ovviamente si occupa del nostro territorio, prima si accennava al territorio del Friuli Venezia Giulia, che, come dico sempre, è un territorio ricchissimo dal punto di vista della natura, della biodiversità e anche di ambienti così diversi in pochissimo spazio, no? In centinaio di chilometri andiamo dalla vetta alpina fino ai faraglioni di Duino, per cui insomma veramente una regione interessante. E noi cerchiamo di raccontare il territorio, la natura e anche la scienza, perché abbiamo tanti istituti di punta nella nostra regione, e ieri sera avevamo anche l'ARPA, si parlava del radon, e siamo addirittura leader in Italia sotto questo punto di vista, anche con il Citizen Science, che è quel modo di fare ricerca coinvolgendo anche i cittadini direttamente. Quindi Meteo Weekend non è solo previsioni del tempo, l'appuntamento è il venerdì
alle 19:30. Quest'anno è iniziato adesso il nuovo orario, 19:30. Quindi esatto. appuntamento da non perdere. Grazie a Marco Grazie a voi. Virgilio. Grazie. Aspettiamo allora le prossime previsioni. Poi succederà che a un certo punto arriverà la neve. Sì, e non lamentiamoci. Va bene. Il venerdì non è solo la serata di Meteo Weekend, ma è anche la serata di Sentieri e Natura. Sentieri e Natura è la trasmissione che viene condotta e curata da Ivo Pecci e Sandra Tubaro. Loro sono grandissimi appassionati di escursionismo montano, sono naturalmente anche grandi conoscitori della montagna e sono diventati negli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del genere. Ogni settimana ci accompagnano alla scoperta di qualche gioiello del territorio, di bellezze ce n'è tante, le vedete anche in queste immagini, ci accompagnano lungo i sentieri che portano a rifugio, che magari si affacciano su panorami davvero mozzafiato. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, poi abbiamo ancora tantissime altre cose da raccontarvi, entreremo finalmente anche nei dettagli delle novità che riguardano il settimanale Il Friuli. Dunque restate con noi, a tra poco. Tonight, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met. Siamo tornati in diretta a ritmi serrati oggi perché abbiamo davvero tantissime cose che vogliamo raccontarvi. Allora chiamo al mio fianco il direttore del Friuli, Rossano Cattivello. Buongiorno Rossano. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti voi. Perché come avevamo annunciato ieri è uscito il nuovo Friuli con il restyling grafico. Probabilmente ecco, vediamo che già nel pubblico hanno in mano il nuovo settimanale. Insomma, raccontiamo allora quali sono le novità, Rossano. Alessandra, innanzitutto dico che sono molto emozionato perché è un importante giro di boa di un percorso professionale che per me è iniziato nel 1996. Il settimanale La Carta sappiamo che è uno dei media che più ha sofferto i cambiamenti dati dalle nuove tecnologie. Il settimanale svolge un ruolo molto importante potenzialmente. Noi cerchiamo di realizzarlo nel migliore dei modi. Partiamo dal vestito. Abbiamo cambiato vestito, come vedete gli ospiti in sala, ma lo potete trovare in tutte le edicole. C'è stato un lavoro dietro durato mesi da parte della nostra redazione grafica. Ecco, li stiamo vedendo proprio in queste immagini. E vorrei vorrei citare direttamente i nomi perché hanno fatto un grandissimo lavoro, che sono David Fontana, Vittorio Regattin e Simone Lentini, che sono andati a ricercare a livello europeo quali sono gli stili, gli orientamenti a livello di design grafico più in voga in questo momento, per realizzare un prodotto che vuole sviluppare i suoi contenuti in maniera chiara, diretta, semplice, completa. Questo è il risultato, quello che avete in mano e potete sfogliare. Troverete una maggiore leggibilità anche con il gioco di aria e con una font molto più leggibile e moderna, è una font appena stata realizzata. Le fotografie più ampie e più ricche. Abbiamo fatto un investimento importante anche sulla materia prima, ovvero la carta, che è più spessa, più bianca, proprio per consentire al lettore medio, e d'altronde è un giornale generalista che vuole toccare tutte le fasce di popolazione, quindi dall'anziano al giovane, dalla famiglia a un lettore un pochino più distratto come quello degli esercizi pubblici, in maniera efficace. Dopodiché siamo intervenuti anche sui contenuti. Sui contenuti, e adesso chiedo a Marta un pochino di sfogliare assieme questo primo numero, partendo dalla copertina che ovviamente ha dei richiami molto forti. L'argomento del debutto indubbiamente è crudo, non poteva non esserlo, visto che ha un'importanza di carattere sociale, e non solamente di ordine pubblico, ma soprattutto di carattere sociale molto importante. Quindi abbiamo scelto una copertina del debutto del restyling molto forte. Dopodiché abbiamo sviluppato nei suoi contenuti le quattro ruoli che un settimanale deve svolgere. Prima di tutto quello di mettere ordine nell'arco di una settimana. Noi tutti siamo tempestati da informazioni, dal web, dai social, dalla televisione, dai quotidiani. Una volta a settimana
il settimanale ha il ruolo di mettere ordine un pochino in questo flusso costante di informazioni e direi anche controinformazioni e direi anche false informazioni. Quindi mettere ordine un po' nella settimana e questo lo facciamo attraverso gli approfondimenti che possono essere sviluppati sia attraverso delle inchieste che sviluppano dei temi di cronaca come quello della copertina di questa settimana in maniera più a bocce ferme, possiamo dirlo, ma in maniera più approfondita, ma ci sono anche gli opinionisti. Noi abbiamo importanti firme, abbiamo raccolto nella squadra importanti firme, quelle che una volta erano chiamate intellettuali ma non per categorizzarli in qualche maniera, che danno un contributo importantissimo al nostro giornale. Abbiamo nomi importanti, da Angelo Floramo a Carlo Baldassi, a Fulvio Mattioni, a Enzo Cataruzzi, molti altri. Piccola parentesi ma dovuta è quella di ricordare due firme che non ci possono essere più perché sono, ahimè, la vita ha voltato pagina per loro, che sono Alessandro Ponsiglione e Fernando Venturini. Ecco, sicuramente rimangono nei nostri cuori e nei nostri affetti e per loro stiamo lavorando a qualche tipo di pubblicazione per poterli ricordare. Dopodiché il secondo ruolo del settimanale è quello di guardare dove gli altri non guardano e quindi fare delle inchieste che possono anche anticipare dei fenomeni sociali, culturali, politici o anche economici che stanno arrivando. E quindi in questo numero abbiamo sviluppato tutto il tema della burocrazia. Alla fine dell'estate il grosso delle feste e manifestazioni sono concluse, ma come ogni anno, e forse anche peggio di ogni anno, la burocrazia ha dato filo da torcere a tutti i volontari. Dopodiché il terzo ruolo svolto da un settimanale, che un settimanale deve svolgere, è quello del servizio, ovvero quello il venerdì dare semplicemente delle indicazioni su che cosa fare nel fine settimana, che spettacoli ci sono in tabellone, oppure come impiegare il proprio tempo. Quarto, ma non ultimo per importanza, assolutamente il quarto ruolo è quello dell'intrattenimento. Anche il giornale settimanale può fare intrattenimento e questo lo realizziamo attraverso i racconti, i reportage, vedete anche i servizi della gente nelle manifestazioni popolari e anche attraverso Maman, un progetto realizzato con l'Arlef che guarda veramente ai giovani fino all'asilo. È un progetto che è arrivato al secondo anno per quanto riguarda il settimanale, è in parallelo a quel progetto televisivo e sicuramente è molto apprezzato, anche perché molto spesso non è il bambino che guarda e che gioca in friulano, ma è la persona adulta e spesso anche il nonno. Grazie Rossano, grazie anche a Marta Rizzi. Avremo modo di sfogliare finalmente questo rinnovato Friuli e poi anche torneremo a parlare più avanti con Rossano Cattivello perché ci sono altre iniziative delle quali è bene parlare. Torniamo allora alle prime serate di Telefriuli perché è il momento di parlare delle trasmissioni di approfondimento, a partire da quella dedicata all'economia. Quindi andiamo a vedere la presentazione di Friuli Economy. Friuli Economy si occupa dei diversi settori dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Dal 2015 ad oggi sono oltre 1 migliaio gli ospiti che si sono succeduti nelle quasi 180 puntate di Friuli Economy che si sono svolte in questi 4 anni. Dal 2018 Friuli Economy sta svolgendo anche un focus sull'industria 4.0, andando direttamente dentro le aziende e intervistando operai, impiegati e manager sulla trasformazione digitale della loro impresa. Dal 2017 dentro Friuli Economy c'è anche la rubrica Friuli Lavoro sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia in collaborazione con MAV e da settembre 2018 con il private banker Mario Fumei stiamo svolgendo anche la rubrica Friuli Investment sul risparmio, le famiglie e le imprese. Il giovedì sera è il giorno dell'economia su Telefriuli. E allora se il giovedì alle 21 è il giorno di Friuli Economy, il mercoledì, sempre alla stessa ora, è la volta di Elettroshock. Uno
Uno sguardo sempre attento sull'attualità, un'occasione per approfondire le notizie che più fanno discutere, riflettere, arrabbiare, ma anche sorridere. Elettroshock è una piazza virtuale in cui affrontare, con il nostro piglio, le questioni più sentite dai friulani, invitando al confronto i protagonisti dei fatti, ai quali proporre anche le considerazioni e le domande del pubblico. Dobbiamo scoprire dove è finito il nostro Daniele Micheluz. Un Daniele Micheluz che questa sera vi proponiamo in versione Alberto Angela. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori a casa. Beh, insomma, le immagini che vi sta mostrando Fabio Di Bernardo sono quelle di Aquileia, patrimonio UNESCO da 20 anni. Elettroshock, il nostro punto di vista su cronaca, politica, società, costume, con ospiti in studio e collegamenti in diretta dal territorio. Il motto "nell'unione la forza" è sicuramente vero e valido, ma ogni tanto, lo sappiamo, bisogna anche dividersi, l'una in studio, l'altro sul territorio. Certo, per raccontare meglio e con maggiore efficacia quello che succede attorno a noi, ma anche perché, pure questo lo sappiamo bene, le distanze aiutano a rafforzare i rapporti, anche quelli delle coppie televisive. Tutto pronto in regia? Possiamo andare? Cominciamo? Cominciamo? Ok, allora Sigla, sigla. allora. E allora, per rispettare la tradizione, abbiamo inviato in missione anche quest'oggi il nostro Daniele Micheluz. Non so esattamente dove si trovi, vediamo se la regia ci aiuta a scoprire. Eccolo, sei nel parcheggio di Telefriuli. Daniele, ma non ci posso credere. Daniele. Sì, buongiorno Alessandra. Oggi non ho fatto veramente tanta strada, però volevo tranquillizzare gli ospiti che le macchine sono tutte a posto. Qui ho controllato io fino adesso, quindi va tutto bene, ecco. L'importante è che loro seguano e si divertano in questa mattinata. Poi per il resto mi sto occupando io. Adesso comincio un piccolo viaggio che mi porterà fino da voi e non dovrò camminare tanto. Devo ringraziare anche Tommaso Ravo che sta facendo le riprese anche in condizioni un poco particolari. Ebbene, possiamo dire di questo elettroshock che ci ha portato veramente in giro in tutto il Friuli a raccontare tanti temi, da quelli più tristi, l'ultimo, quello di mercoledì scorso, abbiamo seguito la fiaccolata per Alice a Palmanova, ma tante volte anche ci siamo divertiti andando magari a parlare di cucina, parlando di famiglie numerose. Avete visto in quel salotto in cui era una famiglia veramente numerosa. Ecco, ebbene, insomma, ci siamo divertiti, abbiamo toccato tanti temi. Ecco, sono arrivato fino da te, quindi la coppia si è ricomposta. Ciao carissimo, ciao. Ben arrivato in studio. Sì, direi di sì. Se no qua gelato io. Sì, direi di sì. Sì, perché c'è il ritorno io. No, perché non sono abituato, c'è il ritorno. Sì, perché c'è il ritorno, no, perché non sono abituato, c'è il ritorno che ci rientra e quindi ci rallenta. Questo è quello che succede quando vai in esterna, esatto. Così finalmente hai capito come funziona. Cosa dobbiamo sopportare da qui? Grazie mille Daniele. Poi mercoledì sono ancora in giro o sono in studio? Che mi fai fare? Grazie a tutti. Io poi mercoledì sono ancora in giro o sono in studio? Vedi? Vabbè, non lo sappiamo perché noi siamo sull'attualità, non decidiamo mica un mese prima che trasmissioni fare. La prossima settimana avremo tutto il tempo di decidere dove spedirti, molto lontano probabilmente. Ciao Daniele, ci fermiamo, facciamo un'altra pausa per la pubblicità, a tra poco. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met, stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. E allora vi abbiamo raccontato davvero tante cose, ci sono tanti ospiti, come vi dicevo, qui in studio. Chiamerei qualcuno di loro qui vicino a noi, rappresentanti delle istituzioni, per portare un saluto. Allora abbiamo il piacere di avere qui oggi in studio, e li chiamo appunto al mio fianco, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini e poi il Sindaco del nostro comune Tavagnacco Gianluca Maiarelli. Allora li invito a raggiungermi al mio fianco. Allora Zanin, la lascio di qua, lei è già microfonato. Allora, che le sembra intanto? Ma innanzitutto una grande soddisfazione che una
gruppo editoriale del territorio si rinnovi, e devo dire che questo gruppo editoriale del territorio di fatto poi rappresenta anche un simbolo della nostra autonomia, della nostra specialità, perché la proprietà è del nostro territorio e quindi anche, voglio dire, la capacità di interferire, di conoscerlo, di promuoverlo ci rende più liberi, perché guardate, l'informazione sicuramente è qualcosa che riesce anche a indirizzare l'opinione pubblica, e quando viene fatta da gruppi editoriali che rispondono a logiche magari nazionali o sovranazionali dobbiamo stare molto attenti. Quando il gruppo editoriale invece è vicino alla gente, per il principio di sussidiarietà, ha anche una responsabilità etica nei confronti delle notizie che dà e del territorio che informa, e quindi secondo me complimenti, grazie, siete un patrimonio, siete come un pozzo nel quale nei 40 anni uno può andare a pescare anche per raccogliere come eravamo, e adesso con questo nuovo palinsesto anche come saremo. E quindi ecco, in bocca al lupo. E poi devo dire questo, cioè, l'importanza io la vedo anche nella mia attività politica, perché quando sono su Telefriuli tutti mi dicono: oh, io tu su Telefriuli, tu eri, e se non ci sia, se manco qualche giorno non ci sono, dico: ma non tu sei splui? Magari uno fa tante cose, corre eccetera, quindi per dire la penetrazione che avete anche nelle piccole comunità di montagna, nelle nostre piccole realtà che seguono voi, attraverso noi, anche lo sviluppo della nostra regione. Quindi complimenti e buon lavoro. Grazie, grazie allora al Presidente Zanin. Poi tengo qua anche il Friuli, vedete, faccio anche l'uomo, Facciamo un po' di promotion. l'uomo sandwich, faccio l'uomo sandwich. Ottimo, ci piace questa collaborazione con le istituzioni. Sindaco Fontanini, lascio la parola anche a lei. Ma quanto diceva il Presidente Zanin lo condivido anch'io al 100%, perché voi siete una realtà radicata sul territorio friulano. Il nome Friuli è un nome che va, secondo me, incrementato non solo con le notizie ma con i contenuti anche culturali. Perché questa è una regione duale, glielo dico sempre, formata da due realtà, il Friuli, che è la più grande, io ritengo anche la più importante, e la Venezia Giulia. Quindi il compito di questa testata giornalistica è quella di far conoscere le bellezze e l'importanza di questo territorio, che ha dato tanto e sta dando tanto non solo sotto l'aspetto economico, ma direi anche identitario. E quindi Tignidur col non Friuli, perché è il nome di questa realtà che è stata disaggregata, ma adesso cerchiamo di ricostituirla, perché è importante che il Friuli, che è una bella entità, che è una grande storia, possa continuare ancora a essere presente attraverso i mass media, ma soprattutto a rappresentare questo territorio, questa popolazione, non solo in Friuli ma in giro per il mondo, perché anche voi avete una presenza internazionale attraverso i Focolars Furlans, tanti friulani che vivono fuori da questa nostra piccola patria, ma che sono molto legati al nostro Friuli. E che quotidianamente ci seguono in streaming, perché Telefriuli appunto 24 ore su 24 è in streaming, e capita non di rado che ogni tanto dall'estero, se qualcosa si inceppa nel sistema, perché con le nuove tecnologie succede, ci chiamino in redazione per sapere come mai non ho potuto vedere il telegiornale, non funzionava lo streaming, e questo per noi è ovviamente un grandissimo segnale, un segnale importante. Friuli è sicuramente un brand, lo è per questo gruppo, e poi si parlava anche di identità, si può crescere, si può cambiare, si può evolvere, ma questo non significa perdere la propria identità, anzi magari significa proprio rafforzarla, anche aprendosi alle nuove sfide, aprendosi in generale al territorio. Allora, le passo dietro sindaco, vado dal sindaco, insomma, del comune che ospita questa realtà, il gruppo Media Friuli, che appunto è presente adesso con tutte le sue testate qui sul comune di Tavagnacco. Ma, insomma, innanzitutto io parto facendovi gli auguri, perché mi pare che insomma, siete estremamente attivi, e questo è un elemento positivo, come dicevano anche chi mi ha preceduto, soprattutto per il territorio. Per noi ovviamente è un motivo di orgoglio, perché spesso si lega il nome del comune di Tavagnacco alle attività economiche, alle imprese, ma è fondamentale anche questa integrazione tra imprese e attività economiche tradizionali e altre attività economiche, imprese come siete voi, che in qualche modo fate comunicazione, quindi fate un sistema integrato. È importante anche perché naturalmente non solo Tavagnacco ma il Friuli è fatto di territori vivaci,
che vanno raccontati, che vanno descritti, che cambiano notevolmente, cambiano molto rapidamente e c'è bisogno ovviamente di qualcuno che sappia percepire e ascoltare questi cambiamenti, perché in qualche modo vanno raccontati, perché anche raccontando i cambiamenti questo garantisce anche a noi amministratori di coglierli in maniera migliore evidentemente e di cambiarli e di assecondare anche questi cambiamenti. Quindi un grazie va a voi perché avete un ruolo straordinario e fondamentale del quale credo ci sia assolutamente bisogno. Grazie, grazie allora a tutti voi per la presenza e anche per le vostre parole, potete accomodarvi, grazie ancora. Abbiamo affrontato diversi temi, l'informazione, il restyling del Friuli, i siti web, siamo entrati poi nel dettaglio dello sport, delle trasmissioni di approfondimento e poi c'è l'intrattenimento con diversi appuntamenti che ormai sono entrati nel cuore dei nostri telespettatori. Allora cominciamo dall'appuntamento del martedì alle 21, quello con lo Scrigno. Ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, in questo caso a voi ospiti che siete nei nostri studi. Questo è lo studio dello Scrigno che per la 13ª volta praticamente andrà a raccontare le tradizioni popolari friulane. Questa è Flavia Candotti e l'uomo accanto è Lorenzo Baldo, sono due dei protagonisti delle rubriche che caratterizzano la nostra produzione. Un'altra bella cavalcata guardando ovviamente al calendario che qualche volta ci aiuta e qualche volta no. Quando il calendario non ci aiuterà daremo spazio a grandi eventi o a ricorrenze importanti che caratterizzano la vita di paesi più o meno piccoli. La nostra risorsa è il pubblico che da casa ci stimola, come vi dicevo, da 13 anni, ci manda delle foto anche in bianco e nero che sono un po' la colonna vertebrale dello Scrigno, edizione 2018-2019. Io chiedo, e lo faccio molto spesso, al pubblico di Telefriuli, che è la principale risorsa della nostra emittente, che pochi mesi fa ha compiuto 40 anni, com'è Telefriuli 2 volte numero 1? Alla prossima! 11 è il canale dove ci trovate, poi c'è naturalmente anche il 511 in HD, non dimentichiamolo. Il quiz di Telefriuli, lo sapevo che con questa stagione si sposta al venerdì sera, sempre alle 21, sempre con Alexis e Sabot. Edizione, il quiz che vede protagoniste le proloco della nostra regione ogni venerdì sera in diretta. Si sfidano 2 proloco e naturalmente dovranno essere pronti e conoscere tutto sulla nostra regione ma anche sul friulano, perché come sempre proponiamo il gioco delle 10 parole da indovinare, devono capire, dirci precisamente dall'italiano il friulano il significato, ma anche dal friulano all'italiano. Hanno 1 minuto di tempo in diretta, ma poi ci sono anche i 3 domandoni per i telespettatori a casa che hanno la possibilità così di dare una mano alla proloco preferita. Facciamo un applauso per questa nuova edizione di Lo Sapevo e vi lasciamo ad un estratto di una delle puntate del quiz Lo Sapevo. Territorio. Guardate bene i monitor che avete davanti a voi. Un video e da questo video dovete capire dove siamo. Siamo a Palmanova, Manzano, Gemona, Cividale del Friuli. Marco dice Gemona ed è giusto. Bravi. Sveglia. Sivilotto. Provo. Barat. No, Sivilotto era Sverine. Sveglia. Sivilotto. Fischio. Barat. Provo. Coni. Tapone. Era tapone. Sverine. Parliamo di un anniversario, 700° anniversario del viaggio in Cina. Di quale personaggio? Mi raccomando, chiamateci lo 0432 5735 17. Lei sapeva darci la risposta? Sì, confermo, Beato Dorico da Pordenone. Che partì nel 1318, quindi. E lei a chi avrebbe voluto dare questi 10 punti? Ovviamente Moimacco. Però non è stata la prima. Perché l'altro signore che ha telefonato da Udine, tanto grazie per aver chiamato signora, è ancora in linea, chiama da Udine e lei questi 10 punti a chi li regala tra Colloredo di Montalbano e Moimacco? Colloredo di Montalbano.
Insomma, avete visto una sfida che si gioca in studio ma anche da casa. E poi il campanile della domenica. L'appuntamento fisso della domenica mattina, 11:30, andiamo direttamente nelle piazze dei paesi per raccontare le realtà del Friuli Venezia Giulia e i loro protagonisti. Non solo la domenica in realtà, perché non bastava solo quello spazio per raccontare questo territorio, allora ogni tanto ci si sposta anche sul sabato. Il campanile. Ci vorrebbe qualcosa da fare la domenica mattina, una cosa nuova. Far conoscere il Friuli andando in tutte le piazze della regione, perché no? Coinvolgere le istituzioni, il territorio, le varie associazioni, magari anche feste, sagre, eventi. Perché no fare degli approfondimenti sul comune che ci ospita o sulle eccellenze del territorio come le aziende, le associazioni del territorio? Ma ogni tanto anche il sabato, Alexis, qualche volta. In diretta alle 11:30. E ovviamente sul canale Telefriuli, che è 2 volte numero 1. Rientriamo in studio, ci fermiamo, facciamo ancora una pausa per la pubblicità e poi, visto che ci stiamo avvicinando all'orario di pranzo, stuzzicheremo il vostro appetito. Rimanete con noi. Stay up half tonight, but I'd rather hit the road on the night that I met. Stay up half tonight, but I'd rather hit the road on the night that I met. È il momento di aprire un altro capitolo, quello della cultura, e a Telefriuli la cultura è l'uomo delle stelle. La musica c'è, è in abbondanza, il teatro anche. E poi il cinema, la danza, il teatro danza, l'arte, la cultura in generale, in tutte le forme. Persino le serie TV, la forma di intrattenimento più alla moda di questi anni 10. Tutti gli appuntamenti, i festival, le stagioni, i cartelloni e gli eventi speciali. Tante stelle, piccole e grandi, quelle che hanno messo il Friuli al centro dell'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. E anche quelle che magari non sono ancora così conosciute, ma che sono in grado di sorprenderci in modi e luoghi inattesi. L'Uomo delle Stelle ve lo racconta ogni settimana, portando gli spettacoli della nostra regione a casa vostra, attraverso interviste, ospiti, video e musica, anche in versione live. Il giovedì, dopo le 22:45, non uscite, sintonizzatevi su Telefriuli, perché le stelle non dormono mai. E questo era il nostro Andrea Ioime che ci ha presentato l'Uomo delle Stelle. Allora si avvicina mezzogiorno, ve l'avevo detto, adesso andiamo un po' a stuzzicare il vostro appetito. Se avete fame sappiate che quelle che state per vedere sono delle immagini forti. Io vi ho avvertito, parte la nuova edizione del contest del panino The Best Sandwich. L'appuntamento è proprio questa sera, il sabato sera alle 21. Benvenuti, siamo arrivati alla finalissima, sentite il calore di Palla Gourmet Pordenone. The Best Sandwich è il contest riservato al miglior panino del nord-est. La sfida, ideata da Palla Gourmet Pordenone in collaborazione con il gruppo Media Friuli, ha visto nella prima edizione confrontarsi 32 professionisti specializzati nella realizzazione di panini. Questi i numeri del contest 2017: 450 panini creati, 40 ore di registrazione, 5 giudici professionisti e 2 star della televisione nazionale hanno partecipato come giuria speciale. Il contest si è svolto in 12 gare, trasmesse ogni sabato su Telefriuli. Ad ogni puntata i concorrenti sono cimentati nella realizzazione del panino tipico, con ingredienti scelti dalla giuria, e del panino creativo, con ingredienti a loro scelta e con ricette che hanno messo in luce la loro creatività.
le casune con un stemma a rete, una cuppulella che vi. E quest'anno al via la seconda edizione del Best Sandwich, l'Italia in un panino. I concorrenti saranno 24 e dovranno cimentarsi nella preparazione di 2 panini, il primo con ingredienti di una regione selezionata dagli organizzatori, il secondo con ingredienti a loro scelta e con ricette che mettono in luce la loro creatività. La gara si svolgerà in 12 manche eliminatorie che andranno in onda ogni sabato a partire dal 13 ottobre in prima serata. Durante la puntata i concorrenti si sfideranno anche in un breve quiz su curiosità, cultura e prodotti del territorio. Un giro d'Italia in 12 puntate. Ad ogni fase è stata assegnata un'area d'Italia, nord, centro, sud, isole. Un modo per scoprire le eccellenze agroalimentari del nostro territorio e trasmettere al pubblico. Ma non è finita qui, non è finita qui. Vediamo altre gustose immagini e questo per parlare dell'appuntamento che precede il nostro TG Meridiano che è stato anticipato alle 12:30 con questa stagione. Poco prima alle 12:15 si alternano nell'arco della settimana dal lunedì al venerdì 2 diversi appuntamenti, quello con El Beccher e quello con Manca il sale. E allora Fabrizio Nonis, El Beccher, volto noto a livello nazionale, propone anche su Telefriuli le sue ricette speciali con ospiti speciali che hanno come ingrediente immancabile, lo state vedendo in queste immagini, la carne. Fabrizio Nonis cura anche altre trasmissioni sempre dedicate a questo tema che vanno ad arricchire in diverse giornate e in diverse fasce orarie la proposta, il palinsesto di Telefriuli. Io lascerei andare ancora un attimino queste immagini perché arriverei al piatto finito. Eccolo qua. Bene, siamo sazi, siamo sazi. Ci sono anche altre ricette che proponiamo a Telefriuli dal lunedì al venerdì, come vi dicevo, alle 12:15. Eccola, lei è Annalisa Sandri, è avvocato ma è anche food blogger, una grandissima passione per la cucina e per le ricette semplici, ricette veloci alla portata di tutti che appunto racconta su Telefriuli. Chiudiamo la parentesi culinaria per parlare invece poi della fascia, quella che è dedicata ai telespettatori più piccoli, ai bambini, perché Telefriuli dà spazio anche ai bambini. Ne parlava proprio prima Rossano Cattivello, faceva riferimento al progetto Maman, un progetto, una coproduzione Telefriuli Arlef che coinvolge sia la televisione che la carta. Per quanto riguarda Maman, state vedendo insomma le immagini della sigla, non è semplicemente una trasmissione ma è un progetto. Nel corso della trasmissione vengono proposte ai bambini filastrocche, canzoni, racconti, tante curiosità, tutto rigorosamente in marilenghe. Un progetto, quello di Maman, che si traduce anche in alcune pagine nel settimanale Il Friuli, che nasce dalla convinzione che l'esposizione dei bambini al plurilinguismo e l'utilizzo stesso di più lingue sia legato a dei veri e propri vantaggi cognitivi. Avete visto peraltro anche le immagini di un cartone animato, Tui e Tuie, che viene proposto durante questa trasmissione. È un cartone animato che è andato in onda all'estero su Disney Channel e che proponiamo a Telefriuli, naturalmente tradotto in marilenghe. E allora io devo richiamare nuovamente al mio fianco Rossano perché, come vi avevo anticipato, c'è un importante compleanno da festeggiare. Allora chiediamo ancora supporto alla nostra Marta Rizzi. Rossano, a te. Non è il mio compleanno, non è neanche quello dei colleghi. Anche perché sarebbero veramente tanti. Li porto bene perché, magari non tutti lo sanno, la testata Il Friuli nasce nel 1848. Questo è il primo numero, Marta adesso ve lo mostrerà. 2 novembre, data un pochino sfortunata, però è capitato così. Era l'anno del 48, quindi i grandi movimenti in tutta Europa giunsero, movimenti che chiedevano più democrazia, c'era la coda della restaurazione. E anche a Udine, perché nacque proprio in città, c'era questo motto che si tradusse anche in una testata giornalistica. All'inizio era l'uscita sporadica, usciva quando poteva e quando anche le autorità glielo consentivano, ma divenne
quotidiano il 7 gennaio 1849. Dopodiché ha avuto alti e bassi come testata, è stata chiusa, è stata riaperta, un lungo periodo di pubblicazione è avvenuto alla fine dell'Ottocento, dopo l'annessione del Friuli al Regno d'Italia, e si indirizzò, se all'inizio era molto risorgimentale come testata, dopodiché è diventata una testata locale che raccontava la cronaca, addirittura con i resoconti dei consigli comunali di Udine e di altre città mandamentali. Dopodiché c'è stato uno sviluppo fino alla Prima Guerra Mondiale. Sappiamo gli stravolgimenti che questa ha portato, e dobbiamo fare un salto molto lungo fino al 1995, quando la testata è stata recuperata da un imprenditore locale, da un editore locale, ed è questo il primo numero. L'inchiesta è molto significativa perché, scendendo, Marta, è una domanda che torna sempre e che immagino tornerà anche nei prossimi numeri. Ma noi in che cosa crediamo? E ovviamente delle immagini di bambini. C'è stata un'evoluzione anche sotto l'aspetto grafico, scorrendo i vari anni, come vedete, ci siamo modificati come vestito, come dicevo prima, fino ad arrivare alla situazione attuale. Che cosa vogliamo fare in occasione di questo traguardo, di questa ricorrenza? Sicuramente non iniziative di carattere autocensorio o per incensarsi o semplicemente per essere autoreferenziali, tantomeno qualche cosa di museale o storico, ma vogliamo cogliere l'occasione per guardare avanti, partendo da che cos'è oggi il Friuli. Le iniziative le concentreremo all'inizio del prossimo anno, il 2019, sapendo anche che sarà un anno di importanti avvenimenti e anche cambiamenti, una tra tutte le elezioni europee. Cercheremo di realizzare delle iniziative sul territorio attraverso delle mostre, degli incontri, ma anche con delle inchieste sfruttando tutti i media del gruppo. A questo punto volevo dirvi qual è la linea editoriale da adesso in poi, anzi quella che ci ha sempre animato. Ce la suggerisce non i soci, non i colleghi, ma ce la suggeriscono i friulani. Da un po' di anni ci siamo accorti, e noi le pubblichiamo, ci arrivano in redazione queste foto. Cosa rappresentano? Chi sono? Allora, innanzitutto non sono vecchi, non sono nostalgici, sono ventenni, 15, 20 anni, 30 anni, gente con 2 o 3 lingue, con un Erasmus alle spalle, manager di qualche multinazionale estera, studenti. E stranamente, perché per una generazione del genere sarebbe strano, no? Prendere una bandiera, magari tra le 5.000 distribuite dalla nostra testata nel corso degli ultimi 2 anni, metterla nello zaino o nel trolley, fare il giro del mondo, questo è il Polo Sud, e farsi fare una foto e affidarla ai social. Ecco, ci stanno dicendo qualche cosa? Stanno urlando qualche cosa con queste foto? Ricordiamoci che questa bandiera non è solamente un pezzo di stoffa, ma è un simbolo di valori, un simbolo di territorio, un simbolo che non si chiude in se stesso, ma proprio perché sono cittadini del mondo, non vogliono dimenticare chi sono e vogliono mostrarlo al mondo, e noi cerchiamo di farlo attraverso i nostri mezzi. Sono loro che ci stanno indicando la linea editoriale, quella che cercheremo di perseguire, e l'abbiamo sempre fatto, ma sicuramente con sempre più passione da oggi in poi. Grazie a Rossano Cattivello. Io recupero un microfono. Grazie. Perché siamo arrivati più o meno alla conclusione di questo appuntamento. Non siamo riusciti a citare tutti, non siamo riusciti a raccontare tutto, ma insomma speriamo quantomeno di avervi incuriosito. Poi insomma avrete modo di seguirci e di conoscere meglio tutta la nostra programmazione, tutto il nostro palinsesto e tutta la squadra che lavora quotidianamente per il gruppo Media Friuli. Io pregherei la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che è qui in studio, di raggiungermi, così le facciamo portare un saluto. Grazie intanto per la partecipazione. Grazie a te, Alessandra. Allora, che le pare di questo progetto, di questo gruppo e di tutte le testate che lavorano fianco a fianco in sinergia?
Ma è un progetto molto ambizioso, come dicevi tu. Parliamo della necessità di valorizzare un patrimonio industriale non solo importante. In questi due brand, Media Friuli e il Friuli, quindi con Telefriuli, c'è questo progetto di informazione seria, di fare informazione culturale, industriale, occupazionale del mondo del lavoro. E tutto questo è un impegno concreto da parte vostra, da parte di tutto il vostro staff, per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, perché voi avete quel ruolo importantissimo di garantire la qualità di vita democratica del Friuli Venezia Giulia. Io da rappresentante degli industriali vedo con estremo favore ovviamente lo spazio che date al mondo industriale, al mondo dell'imprenditore, al mondo del lavoro. Vi ringrazio di questo, e un dato certo è che l'evoluzione della comunicazione che voi state perseguendo porta sempre all'evoluzione, al progresso della società. E per terminare posso dire che guardando il vostro nuovo gruppo, la differenza, solitamente diciamo l'indipendenza e la libertà di una testata e di un'impresa editoriale viene dai conti a posto, ma nel vostro caso, in un momento nel quale l'informazione è ridondante, poco veritiera, si è visto, poco credibile, la differenza è fatta dalle risorse umane. E nel vostro caso ancora di più dalla capacità dei giornalisti di seguire un codice deontologico professionale serio. Quindi vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi invito a fare la differenza. Grazie, grazie alla Presidente Mareschi Danieli, grazie davvero. Allora l'impegno ce lo mettiamo quotidianamente, cerchiamo di farlo sempre con professionalità, con serietà, e naturalmente speriamo che questo si percepisca. Prima di chiudere, è stato citato dal direttore del Friuli, Rossano Cattivello, ma vorrei ricordarlo anch'io, Fernando Venturini, che è scomparso poco tempo fa. Allora chi l'ha conosciuto sa che persona fantastica fosse, estremamente acuto, il suo sguardo sul mondo ci mancherà moltissimo, come ci mancheranno, già ci mancano le vignette che ogni sera facevano ormai parte integrante del telegiornale delle 19. Un'ironia colta, un'ironia elegante, ma insomma un occhio veramente, uno sguardo attento e acuto. Quindi il nostro mandi a Fernando Venturini, che non c'è più. Allora, siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato tanto, ci siamo raccontati tanto, l'ho fatto riferimento anche poco fa la Presidente Mareschi Danieli alle risorse umane. Allora io pregherei davvero tutti i dipendenti, tutti i collaboratori, giornalisti, tecnici, amministrativi, la squadra dei commerciali capitanata dal direttore Paolo Vidussi e poi i grafici, insomma tutta la squadra dei collaboratori anche esterni, di raggiungerci. Insomma facciamo una doverosa foto di gruppo. Mantenete presidiata la regia, vi prego, se no diventa davvero complicato. Allora stringiamoci, vorrei veramente che ci stessimo tutti in questa foto di gruppo. Guardate quanti siamo, guardate quante persone ci sono dietro al nostro lavoro quotidiano, persone che ogni giorno si spendono e non si risparmiano per rendere un servizio al territorio. Stiamo impallando la telecamera. Ecco, ci siamo tutti, manca ancora qualcuno, non riusciamo a stare tutti in questa inquadratura, ma è bellissimo, è bello perché dà davvero l'idea di una squadra che ogni giorno è qui, è presente qui, lavora per voi. È davvero bello perché questo evento, questa iniziativa ci ha dato l'occasione davvero per essere tutti quanti insieme, cosa che, come dicevo, proprio per le differenze di orario non capita quasi mai. Vai di selfie, Alexis. Allora grazie davvero a tutti e a ciascuno di voi
per quanto fate. Insomma, se mancasse anche uno solo non sarebbe la stessa cosa. Allora un ringraziamento va a chi è stato oggi in studio qui con noi e ha seguito questo evento, nel quale abbiamo cercato di raccontarvi quello che facciamo, portandovi anche un po' dietro le quinte. Grazie agli ospiti presenti in studio e grazie naturalmente anche a tutti quanti ci hanno seguito da casa. Una buonissima giornata a tutti voi e viva il gruppo Media Friuli! Grazie anche a chi è in regia. But I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.